Io mi chiamo Andrea Cosso e mi chiamano però tutti Nuccio perché io un altro fratello che si chiama Andrea e per distinguersi uno dall'altro a lui lo chiamano Andrea Manno e a me Nuccio. Sono nato in Bottigliata, sono nato il 27/6 del 1929, sempre qui a Bottigliata. Io ho fatto lo fabbro, frailaggio, tanto si varranno le cavalli, l'asinelli, perché tanto macchine non ce n'aveva. Poi facciamo le batte palarate, pallaurà, tutti gli zappi, picchi, rostaggi, pioli, tutta questa roba così. Poi, siccome l'agricoltura un po' era sparuta da Chinzi, tanto ho fatto pure l'idraulico. Lavorava in farro, faceva ringhieri, faceva ianni, faceva balconi, faceva un poco di tutto, Tanto lo frailaggio l'ho imparato da babbo, perché lo faceva ancora io, lo faceva mio nonno mio, lo stesso, e quindi ho imparato da io lo frailaggio. Tanto non c'era saldatrice, non c'era cosa, tutto a forza di mazza che battiamo, io con la mazza e io con lo martello, per stirare lo varro e fare queste cose tutte. Sì. Dopo l'idraulico l'ho imparato da uno che veniva da Tempio e mi ha imparato e dopo io se n'è andato ed io ho continuato a farlo, sino a pochi anni fa. La mazza, per battere la mazza, quando stiravamo dello varro, che facevamo le zappi e le bati e queste cose così. E lo martello che lo trattava, lo martello deve trattare la mazza. Oppure ancora io lo martello, quando non vedo che faceva travagli a conto mio, lo trattava ancora io. Poi abbiamo le dinaddi, tutte fatte da noi, tutte queste cose così, tutto. Oppure dicevano acciagiamillo cosa era? Si prendeva un pezzo di varro d'acciaggio, si poneva innanzi alla cosa, sapete con cosa lo facciamo attaccare? Con l'oloccio. Lo sa cos'è l'oloccio? Col fango. Si metteva il fango sotto, si poneva al fuoco, quando era buddente lo tirame, un colpo, pum, vicino le scioppettate di fuoco da una parte all'altra, però attaccare, se no però lo fango non attaccare. Babbo vedeva come le faceva io, perché io in genere, quando era minore, andavo a tirare la bottazza per far accendere il fuoco, però figliolava come faceva. E dopo io mi provavo per me, piano piano, qualche volta sbagliato, dopo piano piano mi sono cresciuto e lo facevo ancora io. Faceva pure la sola le zappe e queste cose così, a cominciare a battere le cose, poi le faceva la sola, perché il babbo poi era diventato manno e cosa vi travagliava poco, e tanto lo faceva io. Perché il babbo ha fatto pure lo postino. Lo varro un bel di volte la cattavamo le campagne e le cose così, che era passata la ferrovia, no? E un bel di pali di cosa pacciudenda, erano tutti d'acciaggio. E chi si era uno, lo patrono dello terreno, che ce li regalava. E facevamo le barre di cavallo da chi, facevamo un bel di cose, facevamo. Tutto. Era la buttazza, una buttazza per incendere il fuoco. Scaldiamo con lo gaibone ce lo facevano in campagna, lo gaibone a fraili proprio. E poi lo stiravamo noi con un martello, facciamo l'ancudine e là c'è ancora l'ancudine.
Faccio tutto io, l'ancudine, faccio pure un VAR ancora tutto educato. Faccio la saldatrice, faccio tutto. E Bulteggiata tanto era una famiglia, era in Bulteggiata una famiglia. Siccome non c'era televisione, cosa si faceva? Di notte, perché quando ero io minore, manco la luce c'era ancora, la corrente. E tanto per andavamo alle case, una sera andavamo a una casa, una sera a un'altra casa, dopo un'altra sera venivano a casa, facevamo lo fuoco, accendevamo lo tezzone, lo chiamavamo. Con lo tezzone così ci facevamo la luce per andare di notte alle case. E così, dopo si raccontavano le voli, tutte queste cose così. Non c'era televisione, non c'era nulla. Le famiglie erano in mano tanto, perché, vi spiego, perché tanto da che non c'era televisione, la gente invece ne andava a dormire subito e quindi fino la gran carriera. C'era una famiglia che era razza sassaresa, che aveva 18 figlioli, poi ce n'era un'altra che ne aveva 12. Un'altra che già sino a pochi anni fa, 14 ne aveva. 14 figlioli. Ma tutte famiglie manne di 10 figlioli, 9 figlioli, 8 figlioli, 7. Tutte le famiglie manne così. Quando io era minore, 15 faidani lo saldo. Tutti. Io conosco Teo sino a pochi anni fa, che c'è gente anziana ancora che fa da un saldo. Il nonno mio fa da un saldo, lo babbo di mamma. La sorella fa da in Gadureso. Era così. Perché dopo hanno lasciato lo saldo e hanno preso lo Gadureso. No? Fai da tutto in Gadureso. Qualcuno accennà che fai da saldo non è proprio di Ghinze di Bulteggiata, è di Vura. Bulteggiata deriva, siccome fai danni tutto in saldo prima, e a posto di chiamarlo Bulteggiata, lo chiamano in saldo Boltiada, voleva dire Bulteggiata. Siccome era tutto garaggiato a Suaro, le cupasture, le cose a posto di essere bellitevole, le cose, era tutto garaggiato a Suaro. Lo Suaro lo chiamano Oltio in saldo. E così ha preso il nome Oltiada, Oltiada. E per quello, perché si chiama Bulteggiata. Faccio parte di un coro, dello coro Gabriel di Tempio. E quindi abbiamo girato mezzo mondo. Sono stato 3 volte in Romania, 3 volte in Polonia, sono stato 3 o 4 volte in Cecoslovacchia, poi sono stato in Austria altre 3 o 4 volte, sono stato in Svizzera. Abbiamo girato tutto il continente, Zubra, dalla parte di Torino e di Vindungialugo, sempre a cantare. Sono stato in Francia 5 o 6 volte, sono stato in Spagna altre 3 volte, sempre in giro con il coro. No, già mi sono goduto il tutto pure, la verità. E il coro era dalla prima di andare io, e quando sono andato io è il 98, sono andato io. Ha portato un nastro che abbiamo fatto 15 alla Ghita Santa, eravamo in 10 cantanti e sono venuti da Roma. Ha detto, volete va? Ha detto qualche pezzo di leganti religiosi di Bulteggiata. E abbiamo detto sì, perché no? Siamo entrati, era uno che, un compagno mio che suonava la chitarra e una che cantava, una femmina era, che si cantava a voce di chitarra però. Da poi era lo che faceva la voce dello coro e noi cantavamo in coro, canti religiosi. E ce l'ho ascoltata poi, ha detto, Maria,
sabato ve lo avevamo intendito in televisione e glielo disse e l'abbiamo ascoltato. Ti sei canto proprio alla gaduresa. È diverso dello coro che fanno in nuore che lo chiamano canto a tenore. Lo nostro no, lo nostro è canto a taggia, cioè il nostro è la quinta voce, che lo coro a tenore non l'hanno, la quinta voce. Delle mosche monti non godo più che d'aria serena, paldotaggio orizzonti, sacro furore, fantasia e vena. Questa è la taglia. Da poi compria la taglia che facendo lo vado a badà. L'ortolano che sei infadena, vendimi chissà s'indrea minori, vendimi chissà s'indrea minori, pidate in una manna che ce n'ha, pidate in una manna che ce n'ha. Te la do allo stesso valore, te la do allo stesso valore. Così continua. E io facevo lo basso. Chi si parlava di tutto. Quando ai tempi miei c'era che parlava la danza, che parlava lo passo, che parlava lo badditto. Poi c'era pure valzer, mazurka, polka, tutte. Ma si parlava era vero, era babbo mio, che suonava lo sonetto a 8 passi, ma chi lo suonava è vero. È difficile a suonare lo sonetto a 8 passi, specie le canzonette all'italiana. Babbo faceva lo passo, lo badditto, la danza, poi faceva lo valzer, la mazurka, tutte che si parla lisci. Più da poi faceva tutto, ecco, suonava che era perfetto proprio. E tutti badani. E se l'ha imparato da solo a suonare, da solo. Ma lo suonava davvero lo sonetto, E chi ci badava di Carrasciale? Ci uniamo tutti, maschi e femmine. Andavamo in giro per le case, chi bucana a mangiare e a bere, saltizza, salamo, cacio, di tutto. Da poi vino non se ne va, questo era l'ordine del giorno. E poi si va per le case, in giro, per la ida, tutto. Si stiano a maschera, tutti. Ho fatto pure il portatore, cioè accompagnare le maschere io pure alla sala. E tanto, no, ma c'erano le maschere lì in Indiane pure, ancora tanto, maschere fatte di paperi, erano di cartone e cose così, no? Però già c'erano, sì, sì. No, che ci si divertiva, Maria? Voi pensate che da a 15 a Badà Neinia, da Tempio, da Agio, da Caragnani, Neinia da Peffuga, da Valledoria, da chi venivano a Fiotte, perché si divertiva a me. Era lo cosa in Tempio, il teatro che Badane Mattese. E beh, un bel falani a vita a chi si è posteggiata a Badà. Che danno più gusto, più... Sì, sì. Chi si va proprio, lo vado tutto si va in giro così, no? Già lo sa come te lo vado tu. E la danza l'uomo con la femmina.
ma se non è che sappiamo va da vero, la danza e le cose. L'altro le va lisci, le va da me, sotto lo braccio, così la mano, e stringeva pure. Tanto lo paese, sapete come, a Valle è fatto tutto bello, unteggiato, bello fatto con lastre di granito e di cose. Prima era tutto fatto a unteggiato. Unteggiato, lo sapete cos'è? L'unteggiato sarebbe il serciato di pietra, no? Era fatto tutto così, passavano le carrole, le cose, un boldello quando passavano le carrole, il rumore che facevano. Era fatto così, tutto fatto all'antica era proprio. Hanno fatto posto la luce imbottigliata il 37, prima non ce n'è io. 37 hanno posto la luce. Lea Palicase l'hanno posta poi pure. Lea Palicase sarà dunque una quarantina d'anni. Già, 40 anni. Sì. E quindi, no, Travadane, tanto sì che Travadane è vero tutta la gente, manni e minori. Ponevano lavori, lo trigo, ponevano l'avvai, ponevano olzo, ponevano viada, chiso. Poi ponevano tutti l'osto, fagiolo, pommo, zucchetti, melanzane, tutto, ponevano tutto, lattuga, tutto quanto. Era raro la famiglia o raro le giovanotte tanto. Venivano da travadare pure con le ditte, le strade e le cose per fare la ghiaia, le cose così. Da chi sponevano la sera, da chi andavano a farsi l'osto. Dite la vacca già avanti nessuno va. Ma facendo esponente dallo traballo e lo botteghino, bietta e cose, e a casa poi, non facendo nulla più. Chi si ponevano a innamorare. E stavano 1 anno, 2 anni, 3 anni innamorando. Da poi si volevano sposare, cosa facevano? Lo babbo dell'uomo con la mamma andavano a casa della femmina a domandarla. D'accordo l'uomo con la femmina, andavano a domandarla e dicevano: cosa volete? Siamo venuti perché mi vedolo, voi a tua vedola. Se siete contenti, perché no? Magari dicevano di sì, e tanto si faceva per dare l'appuntamento per dire tal dì facciamo lo fidanzamento, tal dì sposiamo, e si sposavano. L'uomo come regola doveva postare la casa, però non erano tutti a questi tempi che avevano le denate per poter fare la casa, e tanto magari la pedavano una in affitto. E la femmina doveva postare la mobilia come regola, ma quando l'uomo non era alla casa, proprio quando andavano, tanto la pedavano sempre la mobilia. Però la biancheria, tutte queste cose, chi se la deve punire? La femmina. Matrimonio si faceva in casa, tanto lo facciano ancora va un bemmi, ancora 15. Cioè ammazzavano una bestia, una acca, e facevano carri e brodo e la zuppa cadurese. E si mangiava e si via, ponevano le panche fuori, quando era tempo buono, e si mangiava fuori. E quando ho sposato io, per esempio, abbiamo fatto fuori in casa di mia suocera la carrella e abbiamo mangiato qui. Io ho morto una H e ho posto l'uino e abbiamo mangiato il vito tutte fuori. E io la giovate 15 imbottigliata, ma tanto era nelle scuole, delle stanze private che pedavano in affitto,
facevano, ho fatto la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta, tutte 15. E tanto era mistero. C'erano le cantanti, c'era sto Giovanni Cannasa che era il patrono dello bar di qui. Poi c'era un zio mio che faceva lo basso, Mattessi, e altri uomini anziani che cantavano e cantavano in Gesia, la chitarra santa, proprio cose di Gesia. Da poi facevano la processione, c'erano in giro per il paese, portavano, per esempio, facevano lo sgravamento di Gesù Cristo, bello proprio, c'è un frate che era frate, era stato, che lo faceva, ma era uno spettacolo, faceva pingere la pietra, faceva pingere, quando faceva lo sgravamento. E poi andava in giro, e poi cantavano. Beh, cantare in latino non ne sapevano, questa gente anziana, tanto, ma con le scuole c'erano, tutto lo più, quando hanno fatto metà, hanno fatto la seconda o la terza. E si ponevano cantando un vedetto, perché una volta me ne ammetto, era io, che noi cantavamo lo stesso con i preti. È vero, un gruppo di stelle minori tutti ad Ananzi. A un certo punto si sono fermi, questi stelle, e non riuscivano a farla andare. E tanto quest'uomo era con frate, no? Ha detto, sì, la seguiamo andare a questo passo, già non ne siamo pro stasera, ora pro nobis. Voleva dire, dice, se continuiamo a camminare con questo passo, già non ne usciamo per stasera. Ora pro nobis.